Purtroppo nel momento in cui riparte un po' l'economia si trovano anche le imprese a non essere in grado di fornire preventivi perché il costo delle materie prime è schizzato. Stanno cercando di venire fuori da questa crisi, ma sulla loro testa incombe il continuo e costante rialzo dei prezzi delle materie prime. In sofferenza le piccole imprese. Aumenti, dicono, per quanto riguarda le materie prime non energetiche, che arrivano anche al 33,4% rispetto ad un anno prima. Ricordo che i materiali che hanno avuto aumenti forti al netto del petrolio sono quasi tutti. Io credo che su questa partita ci sia sì una questione domanda-offerta, ma purtroppo la crisi finanziaria del 2008 non ci ha insegnato tanto e i governi dovrebbero anche trovarsi per capire chi su queste materie fa anche speculazione. L'allarme è stato lanciato da Confartigianato. Sulla questione è intervenuto anche l'assessore regionale Marcato. Hanno perfettamente ragione. Questo è un dramma. Ecco, ancora una volta però l'Europa si dimostra non all'altezza delle aspettative, perché allora, so perfettamente che c'è la libera concorrenza, so perfettamente che se uno decide di aumentare i prezzi lo può fare, tutto quello che vogliamo, la libertà di impresa, tutto quello che vogliamo, ma una capacità di calmierare aumenti di prezzi irragionevoli e assolutamente speculativi, questo sì. Poi aggiunge: Quei prezzi vanno calmierati perché, ripeto, non c'è nessun motivo tecnico per cui il prezzo del legno in alcuni casi sia decuplicato, non c'è nessun motivo tecnico, non c'è nessun motivo tecnico per cui il ferro costa così tanto. Perché cosa è successo per quanto riguarda il ferro negli ultimi 4 mesi? Cosa è successo? Nulla, nulla, sono speculazioni. una soluzione potrebbe essere, spiega Marcato, avere un osservatorio dei prezzi europeo che possa agire effettivamente, e questo sarebbe vitale.